ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 22 febbraio, andremo a Feletto, ma prima di partire leggiamo insieme le inchieste del settimanale in edicola quest'oggi. Copertina dedicata a un fenomeno, ovvero l'abuso di stupefacenti. Ecco perché mi drogo. La cruda testimonianza di giovani friulani caduti nella tossicodipendenza, quando anche un semplice spinello apre le porte all'inferno. E poi Regione Spezzatino, approfondimento. A Udine gli uffici dell'ente sono sparpagliati in ben 12 sedi e alcune richiedono anche un restauro. ABS, nuovo mega investimento, l'acciaieria avvia la realizzazione di un nuovo stabilimento super tecnologico. E che cosa c'è dietro l'acqua che puzza? Ad Aviano è stata aperta anche un'inchiesta e insomma il fenomeno però potrebbe ripetersi anche in altre località. Andiamo a vedere allora le due pagine dedicate appunto alla inchiesta sull'abuso di stupefacenti curata da Maria Ludovica Scinco. Confessione di un ex tossico, un piccolo paese friulano, non una grande città metropolitana. È questo lo scenario nel quale il giovane che abbiamo intervistato si è drogato per 15 lunghi anni, alternando l'attività di spaccio al carcere. Ho un carattere debole, ci dice Ivan, nome di fantasia che abbiamo scelto per raccontarvi questa storia, ma spacciare mi faceva sentire forte, mi piaceva tirare i fili. Abbiamo anche indicato i punti d'appoggio in regione, in Friuli Venezia Giulia, con le sedi, gli indirizzi e i numeri di telefono, dei contatti per chi appunto vive questa problematica o ha a che fare con un familiare che sta lottando contro le dipendenze. E poi il lento recupero, si parla della speranza ma soprattutto non la certezza di non ricaderci dopo un lungo percorso appunto di disintossicazione. E poi qua un'altra storia invece, sempre raccolta da Maria Ludovica Scinco, giovane introversa, insofferente al controllo dei genitori, segue uno sbandato che le dà soldi e droga finché non tocca il fondo, torna a casa e finalmente accetta di farsi aiutare. La storia d'amore e di droga, di appunto la difficile storia d'amore e droga. Fuggire di casa è soltanto il pretesto per evitare un rapporto difficile con mamma e papà, ma anche di conoscersi a fondo e accettarsi. Cambiamo invece decisamente tono con la doppia pagina di Territorio dedicata alla fabbrica del futuro che ora è realtà. A Pozzuolo in ABS è stata posata proprio ieri la prima pietra del nuovo stabilimento ad alta tecnologia, sarà all'avanguardia a livello mondiale. Qui vedete appunto le immagini della cerimonia e poi qui il progetto del nuovo impianto in fase di costruzione, un impianto da 150.000 metri quadrati al lavoro in 150. Per essere un'azienda solida il fatturato deve crescere di 2 a 2-3 miliardi e per questo cantiere sono stati investiti 200 milioni di euro. Proseguiamo la nostra lettura con il Friuli occidentale. Ci spostiamo nel Friuli occidentale dove c'è puzza di cambiamento climatico. Questo titolo ovviamente si riferisce al cattivo odore e il pessimo sapore dell'acqua che esce da tanti rubinetti ad Aviano e sarebbe dovuto all'effetto combinato del maltempo di novembre e della carenza di precipitazioni nel periodo invernale. E quindi si parla anche di cambiamento climatico per spiegare un fenomeno che sta turbando la popolazione, creando notevolissimi disagi ed inoltre insomma è stata anche aperta un'inchiesta per approfondire e fare luce su quanto sta accadendo. Nel frattempo le cisterne sono arrivate in Pedemontana come a Pantelleria e qui vedete appunto le cisterne installate ad Aviano che forniscono l'acqua potabile e ovviamente non maleodorante alla popolazione. All'interno del numero in edicola questa settimana anche il Family Salute che apre con un articolo dedicato a pelle sana fin da bambini. Ogni cute reagisce in modo differente a un prodotto innocuo, per qualcuno provocare allergie, qualcun altro invece no. Prima di utilizzarlo è bene fare un test dietro all'orecchio e naturalmente si parla di pelle molto delicata perché è quella dei bambini, quindi insomma bisogna sicuramente fare molta attenzione. E sempre all'interno del numero in edicola quest'oggi il dossier informazioni, l'unica strada per il futuro, nessun indugio per restare sul mercato. Oggi le imprese devono sapersi mettere in discussione, cogliere gli input e persino reinventarsi, tenendo sempre a mente che l'obiettivo è vincere la sfida della competizione.
All'interno del settimanale anche il palinsesto di Telefriuli, che questa settimana presenta una grande novità, perché da domenica 24 il grande cinema approda sugli schermi di Telefriuli, e in questo caso alle 20:50 sarà in programma The Special Need, un film assolutamente consigliatissimo. Naturalmente vi ricordo anche che avete la possibilità di votare la vostra pro loco per il ripescaggio, e quindi c'è il concorso legato alla trasmissione del venerdì sera, lo sapevo. Adesso però noi ci mettiamo in marcia e andiamo in edicola. Venite con noi. Accanto a me Antonio Righini, che gestisce insieme alla moglie questa edicola, ma anche negozio di oggetti di design per la cucina, per l'arredo, insomma una piccola chicca, no? Sì, negli anni si è sviluppato, cioè abbiamo avuto varie evoluzioni, fino a quando dopo abbiamo preso un negozio io e mia moglie, abbiamo deciso di tenere sia i casalinghi, articoli per la casa e i giornali. Questa è un'attività di famiglia? È un'attività di famiglia, ha iniziato mio nonno 92 anni fa, che era totalmente un altro tipo di negozio. Avevamo anche un distributore fuori, avevamo ferramenta, avevamo alimentari. E dove eravate? Sempre qua? Sempre qui, dopo abbiamo rinnovato, abbiamo deciso di tenere solo i casalinghi e i giornali, e allora adesso, dopo abbiamo rilevato io e mia moglie, adesso siamo qua così da una ventina d'anni. Cosa significa essere parte integrante del tessuto sociale, commerciale di un paese da tanti anni? Sì, prima di tutto ti segna la vita, perché ormai sai già quale sarà il tuo futuro, quindi può essere positivo, ma da un lato, vabbè, insomma, ormai ti trovi dentro, e dall'altra parte ti fa anche, come noi, avendo giornale, essendo un negozio storico, anche noi, mio padre è stato presidente degli Alpini, mio nonno anche, quindi, e noi praticamente nel tessuto sociale, io faccio parte di qualsiasi associazione ci sia pro loco che calcio, che insomma abbiamo fatto un po' tutto quello che era, e allora cioè serve sicuramente si fa parte del tessuto sociale a 360 gradi. Accanto a me Paola Carnielutti, che è il presidente del comitato dei commercianti di Feletto, una realtà che a vista d'occhio pare più che mai vivace, composta da oltre 70. 70 attività nel centro storico, non la periferia, certamente. Siamo volonterosi, pieni di buona volontà, e ci impegniamo per mantenere vivo il paese, anche con iniziative che si svolgono durante l'anno, no? Perché insomma ha un'attrattività anche come qualità dei negozi. Certo, Feletto. certo, questo è da proprio sottolineare. Feletto forse si distingue anche perché ha dei negozi di qualità. Fate concorrenza ai centri commerciali, c'è da dire. Teniamo duro, diciamo la verità, perché non è facile far concorrenza. Alessandra, che insieme ovviamente al marito Antonio gestisce questo punto vendita. Io sono molto attratta dagli oggetti di casalinghi, immagino che dietro le scelte eccetera ci sia lei. Quanto tempo dedica, come sceglie anche questi oggetti da proporre? Beh sì, il tempo è tanto, nel senso che noi lavoriamo dal lunedì alla domenica tutti i giorni, mattina e pomeriggio, quindi l'impegno comunque per la parte del casalingo ce l'ho sempre, tutti i giorni. E come si sceglie? Si sceglie approfondendo con le fiere. Io giro abbastanza, quindi cerco di selezionare le migliori marche. Noi abbiamo la fortuna che comunque arriviamo già da un percorso di casalingo negli anni, già con mia suocera, con il negozio vecchio, abbiamo sempre mantenuto le marche migliori, quindi diciamo la ricerca è sempre andata in questo senso, cercando di migliorarci sempre, cercando anche di dare dei servizi facciamo dei piccoli corsi di cucina, facciamo all'interno. Sì, lunedì sempre, che sono un po' a supporto dei clienti che vogliono acquistare comunque prodotti di qualità, facendo vedere e dimostrando come funziona una pentola, la macchina per la pasta, qualsiasi oggetto, un coltello, diventa molto più facile per chi acquista e anche per noi nella vendita. Quindi abbiamo dietro comunque aziende che ci supportano,
supportano e la nostra buona volontà di andare a fondo sempre sulle cose. Da Colugna a Feletto, e poi dal 1971 non si è più spostato da questo centro che a me piace molto, e lo dico sempre, è proprio una piccola città, una bomboniera. Certo, vero. Anche perché io sono uno che ha partecipato a questo come ex tecnico comunale, mi sono un momentino, come si dice, immerso in questo ambiente che è totalmente diverso da altre diciamo così, realtà cittadine o meno, dove c'è la possibilità di avere una sua, come si può dire, una sua caratteristica: vivere, stare tranquilli, lascia vivere, avere una qualità dei servizi molto alta. Ha un'identità, diciamo, molto forte. Senta, lei ha lavorato per oltre 30 anni appunto Sì, 30 in comune. Com'è cambiata nel corso di questo trentennio e oltre? Ma diciamo che dall'arte, meglio, la cultura contadina, gli asparagi o meno, che era la grande, diciamo così, coltivazione che portava gente a Tavagnacco, siamo passati alla parte commerciale, la parte industriale e la parte commerciale. La parte commerciale è quella che adesso si vede tuttora, vedi l'ex statale 13 che porta fino a Tricesimo. Ci sono le varie industrie che si sono insediate attraverso la via Palladio e le altre vie che possono, come si dice, far vedere quello che è la nascita di questo territorio, un territorio che ha dato e sta dando una qualità più che altro di eccellenza per questo territorio. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è come sempre per venerdì prossimo 18:35 circa e saremo a Tavagnacco, rimaniamo insomma nel comune. Intanto grazie ad Antonio e ad Alessandra per l'accoglienza e in bocca al lupo per tutti gli eventi futuri e naturalmente la vostra attività. Grazie anche a voi, in bocca al lupo per la vostra trasmissione che almeno mette in evidenza le piccole attività dei comuni, e grazie comunque. Grazie anche da parte mia per comunque la vostra gentilezza e sempre la presenza sul territorio che non è da poco. Grazie.